soprano, come ho detto poco fa, è la maestra Lidia.
con un autore particolare, già l'abbiamo eseguito prima, ma particolarmente amato da Fra Berardino, Bach. Una volta disse: io incontro tante persone qua, alcuni che proprio mangiapreti, non ne vogliono sapere niente, ma se io dovessi parlare loro di Dio, gli farei ascoltare la musica di Bach. Questo diceva. La famosa aria detta sulla quarta corda e 2 gavotte, quindi un po' di pazienza.
musica è Dio che parla all'uomo. Noi ci auguriamo con la nostra musica di farvi sentire in questo posto strepitoso, con un'energia pazzesca, e ringraziamo il maestro Cascioli e Salomè per averci invitato qui, vero ragazzi? Per averci fatto vivere questa esperienza, perché suoniamo dappertutto, nelle chiese, nei teatri, però suonare qui ha un'energia diversa e quindi speriamo di trasmettervi questa nostra energia con la musica. Grazie. Alleluia in ebraico significa un lodare Dio. Ecco, la musica probabilmente è un veicolo potente per farlo.
questa idea? A seguito, vuoi raccontare l'aneddoto? Sì, perché era la vigilia dell'Epifania questo gennaio e Piero Stachi parlava di quando nel 92, quindi l'anno dopo l'inizio dei lavori, arrivò l'orchestra sinfonica di Tubinga e fece un concerto per omaggiare Fra Belladino. Allora ho detto, beh, conosco questi ragazzi, sono strepitosi, dico io ci provo. Quindi l'ho fatto, hanno detto subito di sì. Per aver accettato questo invito, siete bravissimi, dei grandi talenti. Mentre suonavate potevo immaginare Bernardino qui e la gioia che avrebbe provato ad ascoltarvi, e sicuramente in un'altra forma lo ha fatto e sta danzando. Grazie, con tutto il cuore, da parte di tutti. Concludiamo con Fratello Sole e Sorella Luna, con l'assetto di prima, ma cantate pure voi.
Dio.